La Sardegna è un'isola, ma secondo alcuni è anche una nazione colonizzata dall'Italia. Storia, bombe e processi dell'autonomismo sardo. Ma in questi stessi anni, nell'altra isola d'Italia, la Sardegna, alcuni movimenti autonomistici decidono di fare ricorso alla violenza e cominciano a scoppiare le bombe. Lei, professor Piliu, è stato arrestato come ideologo del progetto eversivo. Vediamo le sue idee. Lei si rifiuta di essere considerato un cittadino italiano. Perché? Ai sardi non conviene restare con l'Italia. Ma lei non vuole proprio essere italiano? Guardi, io non sono italiano, perché il nostro popolo ha origini dall'Asia Minore e dal Nord Africa. Ma se anche fossi italiano, ai sardi non conviene restarci con l'Italia. Perché? Perché finora abbiamo soltanto esempi di colonialismo che viene fatto in Sardegna dall'Italia. Ma lei pensa davvero che la colpa dei mali che ci sono in Sardegna dipenda soltanto dal fatto che è inserita nello Stato italiano? No, però l'Italia ha le sue colpe. L'Italia ha le sue colpe. Difficile non essere d'accordo con il professor Gavino Piliu, chimico dell'Università di Sassari. Siamo nel 1983 e questo simpatico cattedratico ha la singolare abitudine di insegnare indossando il tipico abito sardo ed è diventato famoso per aver fatto svolgere delle tesi di laurea in dialetto o meglio in lingua sarda. Uno stravagante? Purtroppo c'è qualcosa di più. Il professore è sospettato di essere l'ideologo di riferimento di un movimento politico eversivo, il Fronte Indipendentista Sardo, e per questo è finito sotto processo. Come pensa di arrivare a questa Repubblica Sarda? Beh, alla Repubblica Sarda si può arrivare anche con metodi pacifici, purché ci sia un numero di persone sufficiente e deciso. Per esempio con l'aiuto della Libia? No, io non ho parlato della Libia. E però questa è l'accusa che viene fatta, di avere complottato con i libici. E i giudici dovranno dimostrarla questa accusa. Cosa c'entra la Libia? Secondo gli inquirenti, il fronte avrebbe chiesto aiuti economici alla Libia di Gheddafi per finanziare la lotta armata contro l'Italia. Il dittatore libico non è ben visto a Roma. Gheddafi è sulla lista nera dei finanziatori del terrorismo internazionale e il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, lo vuole morto. È normale che l'attenzione sul movimento sia alta, anche perché nel frattempo ci sono alcuni attentati. Tutto cominciò nell'ottobre di 3 anni fa. Una bomba scoppiò davanti agli uffici della Tirrenia in via Campidano a Cagliari. Fu uno strano attentato che non ebbe mai nessuna seria rivendicazione. Le indagini navigavano nel buio. Poi, 2 mesi dopo, il colpo di scena. Venne arrestato Felice Serpi, militare in servizio di leva. Stava entrando al comando militare di via Torino con una busta carica di esplosivo. Messo alle strette, il giovane parlò. Rivelò l'esistenza di un'organizzazione eversiva. Fece un primo nome, Salvatore Meloni, autotrasportatore di Terralba, che finì in carcere. L'inchiesta si era ormai messa in moto. Gli imputati che dovrebbero comparire davanti ai giudici sono 27, ma domani ne mancheranno 2. Uno è un operaio di Burcei e Fisiolussu, imputato minore, latitante. L'altro è uno straniero, un libico per la precisione, Mohamed Tabet Angeli. La sua assenza peserà sul processo. Sul banco degli imputati 27 persone. Sono accusate di cospirazione politica e di costituzione di gruppi eversivi allo scopo, si legge nella sentenza di rinvio a giudizio, di commettere fatti diretti a sciogliere l'unità dello Stato per sottrarre la Sardegna alla sovranità italiana e costituirla in autonomo Stato nazionale. Al vertice dell'organizzazione ci sarebbero il professor Gavino Piliu, presidente del Fronte Indipendentista Sardo, docente di chimica all'Università di Sassari e sindaco di un paese del Sassarese, ed un autotrasportatore dell'Oristanese, Salvatore Meloni. In casa di quest'ultimo, la polizia trova ingenti quantitativi di esplosivo. C'è qualcosa di vero e qualcosa di falso. Ecco, incominciamo da quello di vero. Cosa c'è di vero? Che di vero? Che sono successi dei fatti in Sardegna. Cioè nessuno può negare che il tricky-track e la Tirrenia ci sia stato. E c'è stato, è un fatto. L'attentato all'Enel anche? Ah, quello non lo so, se c'è stato o meno. Non l'ho visto riportato in nessun posto. Per cui e non chi ha lo so. provocato questi attentati? Quello siamo qua per appurare tutto questo. Da dove arrivano e perché. E per quanto la riguarda cosa c'è di vero? A casa sua sono stati trovati... No, a casa mia qui c'è un piccolo errore. Sì. A casa mia non è stato mai trovato nulla. Si dice che in un cortile di un pezzo di terreno del demanio, e cioè dello Stato italiano, c'era dell'esplosivo.
Il Meloni si dichiara innocente e, nell'attesa che la sua posizione processuale venga chiarita, in perfetto stile gandhiano e non violento, inizia uno sciopero della fame, salendo sul tetto della sua casa. Signor Meloni, Sì. il digiuno, la protesta sul tetto, quando e perché è passato dal complotto armato alla non violenza? Io non sono mai passato dal complotto armato alla non violenza, perché sono stato sempre nella non violenza. L'accusa dice che lei e i suoi amici in riunioni in casa sua avrebbe progettato di sequestrare 2 tecnici americani della NATO, avrebbe organizzato un campo paramilitare nella zona di Burcei, avrebbe progettato un assalto alla base di Decimo Mannu. Su tutto questo lei non ha niente da dire? Ma io di questi tecnici americani, o meno saranno di moda, fra sequestri di tecnici, generali, assalti alle basi NATO, o meno io, essendo di nazionalità sarda, volendo l'indipendenza della Sardegna, non ho bisogno e non presumo di aver bisogno di dover né assaltare e né di rapire nessuno, perché nel momento che noi conquistiamo l'indipendenza, i tecnici americani, le basi NATO, prendono i piedi e se ne vanno. Meloni è sospettato di aver avuto contatti coi libici a fini eversivi, ma ancora una volta nega con decisione. Non mi hanno mai promesso né armi e né denari, mai. Però lei ha avuto dei contatti con come no? Certo che li ho avuti. È stato ospitato gratuitamente in un albergo di prima categoria a Catania da loro. Ma i libici non hanno fatto niente di illegale, hanno fatto una semplice cosa normale, ospitalità fra popoli, siccome non ci dobbiamo dimenticare un particolare, che la Libia è un'ex colonia italiana. Io mi ritengo e ritengo la Sardegna una colonia dell'Italia, mi sembra normale che fra colonie di uno stesso paese colonialista ci siano dei rapporti naturali. I giudici non credono alla sua innocenza e Meloni viene condannato a 9 anni di carcere. 4 sono invece gli anni per il professor Piliu, che finirà ai margini della cronaca. Al contrario, Meloni, una volta scontata la pena, si rende protagonista di altre memorabili azioni. Nel 2008 Meloni occupa l'isola di Mal di Ventre, sulla costa occidentale della Sardegna, e si proclama presidente della Repubblica di Maluentu. Fa tutto per bene, instaura un governo, crea una bandiera, batte moneta e invia al segretario generale delle Nazioni Unite una formale richiesta di ammissione. L'anno successivo, a seguito di un intervento dei carabinieri e della forestale, l'isola è sgomberata. Ma l'episodio forse più inquietante è recentissimo. Dopo aver annunciato che il suo movimento si sarebbe presentato alle elezioni regionali del 2013, Meloni viene rapito. Liberato dopo alcuni giorni, rimane fitto il mistero sui motivi di tale atto. Mossa intimidatoria o propagandistica? E in sardo come si dice masticare il tabacco? Atticare. Accendere la pipa? All'allure. E fumare? A pepare. Ma in Sardegna, nel Logudorese, come nelle altre zone, sopravvive una tradizione poetica in forma di gara. I poeti improvvisano ottave su un tema estratto a sorte e le cantano, uno per uno, sostenendo tesi opposte. La metrica e le rime devono essere rigorosamente esatte perché l'attrazione dello spettacolo non consiste solo, come vedremo, in uno sfoggio di erudizione, ma anche nel ritmo dei versi. Soggio, tu sei un figlio fortunato. Se potrei restare tutta la tua vita in pace. In terra d'ognomine criato, dia da ti in sappa che imitare. Devono esaltare l'uno la pace e l'altro la guerra. Improvvisando, naturalmente, perché il tema è stato estratto un momento prima che essi cominciassero a cantare. E per si quanto concedono tempo solo 7 andranno minuti, possono tirare avanti per un'ora, un'ora e mezzo, qualche volta anche 2 o 3 ore.